Allora, eccoci, abbiamo tirato un po' di carne al fuoco, no? Con le osservazioni dei nostri amministratori. Chi di voi voleva prendere Io la parola? volevo dire una Giusto, cosa, ecco bravo, sì, Marietta volevo Busetti. riprendere un po' i discorsi che sono stati fatti. Allora, io sono una grande sostenitrice della scuola per gli amministratori, Quindi scuola sì. sì, tanto che ho chiesto anche all'ANCI quest'anno, al dottor Menaro in particolare, di preparare questi candidati che si approcciavano per la prima volta alle amministrative e alle amministrazioni, perché penso proprio che sia cambiato tutto. Cioè, mentre una volta la figura del sindaco era politica, perché era il partito che lo metteva a governare, e quindi c'era Ma la una scuola volta di quando, partito, prima della certo, riforma, prima che della riforma, diceva, quindi e sì. c'era la scuola di partito che agevolava quelle che potevano essere le scelte o le conduceva. Adesso il cittadino che si mette a servizio dei suoi concittadini si trova ad affrontare dei problemi che sono veramente incredibili dal punto di vista amministrativo. E nella mia Lei ha esperienza, fatto scuola, da dove viene? beh, io ho fatto, allora io ho fatto 10 Attenzione anni, dietro le quinte che sennò non riesce a parlare. 10 anni vice sindaco e 4 anni l'assessore provinciale, per cui una certa scuola Ma sul campo? sul campo. Ok. L'ho fatta partendo da assessore al sociale, poi crescendo un po' alla volta. Però mi rendo conto che sarebbe bene oggi, con tutte le nuove lacci, laccioli che hanno messo le amministrazioni, che ci fosse anche un approccio diverso, proprio perché è cambiato da 15 anni fa, quando io ho cominciato, 20 anni fa, quello che era, ad oggi è cambiato il candidato che si trova, il sindaco che si trova ad entrare nella porta del municipio a mettersi lì, ha una difficoltà incredibile nel primo periodo di amministrazione. È vero che ce l'abbiamo tutti e condivido pienamente quanto ha detto il sindaco di Fiesso, Di Fiesso d'Artico, sì, martellato. che essere vice sindaco e essere sindaco è una cosa completamente diversa. Io ho fatto vice sindaco, poi ho fatto il sindaco, sono due cose completamente diverse, lo vedrà, perché non hai più nessuno a cui fare riferimento, sei responsabile fino in fondo e sei il primo e unico responsabile. Io penso... I tuoi assessori ti vogliono Sì, bene, sì, ma però il responsabile è il sindaco. io la penso un po' Allora contro... no, volevo finire il discorso. Allora io credo che oggi bisognerebbe proprio veramente che ci fosse, visto le liste civiche che aumentano e tutta questa buona volontà dei cittadini di partecipare, ma io non voglio essere targato politicamente, voglio fare la lista civica. Bene, però preparati perché non è che vai a giocare, vai a fare qualche cosa di molto importante. Quindi secondo me dovrebbe essere, tra virgolette, obbligatorio, perché in Francia lo è, perché in Germania lo è. Perché uno che vuole fare il sindaco in Germania deve fare un esamino prima per capire se ha determinate conoscenze. Io sono pienamente d'accordo, perché molti dei nostri sindaci vengono veramente buttati in situazioni che sono Però difficili. scusa Marilita, non è che sono Prima lui buttati. però, Sono Sì, ma- buttati nel senso, però- Lo credimi, scelgono. Però lo a me pare che scelgono, stiamo parlando però, di come diceva giustamente il sindaco, si trovano a prendere quello che Ho un capito, altro però- sindaco ha ma lasciato. io però non vorrei che passasse un'idea che il sindaco è un martire. Il sindaco so, sicuramente è una vocazione, uno lo Non è fa... un martire, è una persona che ha un'estrema Ma disponibilità. certo, ma Questo chiaramente lo sicuramente fa sì. perché cioè lo fa perché gli piace, perché c'è la passione, c'è il tempo, c'è la possibilità, tutto un insieme una di cose. sana ambizione. Ma io credo che sia Mettiamo una che grande quella che passione, non guasta. forse una grande passione, sicuramente un'ambizione personale inevitabile, Sicuramente sì. come va in tutte le cose. Io ho l'impressione che si enfatizzi troppo la figura cioè si personalizzi troppo sto benedetto sindaco, cioè in termini proprio di nome e cognome, cioè io penso che invece la forza di un sindaco sia, io sono convintissimo di questo, non tanto la sua personalità, ma il fatto di riuscire a, come dire, imporre un gruppo, creare un gruppo, fare squadra nel senso più ampio della parola. A me non piace né l'idea del sindaco come capo, neanche come capitano, ma come una specie di libero di una volta, quello che sta un po' indietro, vede la squadra che gioca e riesce a governare i processi, perché altrimenti se noi enfatizziamo la figura del sindaco e la consideriamo una specie di, no, non di primus inter pares, ma una specie di unicum, no? Se non sei il sindaco, no, è sbagliato, perché i sindaci sono persone come tutti noi, possono, cioè voglio dire, bisogna anche qua smitizzare un po' questa figura, qua l'abbiamo troppo esagerata dal mio Permetta un punto di attimo, vista. quando c'è stata l'inondazione, Sì. chi è che si è assunto la Ma responsabilità?
ovvio, ma questo è un altro, ma il carabiniere quando c'è una rapina arriva il carabiniere, ma è un altro. Come tu vivi il ruolo di sindaco. Ma io lo vivo, Posso- ma io lo vivo, guarda, io lo vivo. Andiamo a parlare anche Allora, di c'è Torino. chi lo vive come squadra, c'è chi lo vive come individuo, ognuno ha il suo modo Certo, di interpretare il ruolo di sindaco, quindi è sempre il solito discorso. Se ti scegli di viverlo come ruolo di tuo primario dipende solo dalla tua io, è un altro personalità. discorso. Noi abbiamo insomma. dei sindaci nel panorama, io parlo quello padovano che conosco meglio, dove c'è una forte personalità che si impone e sono sindaci anche molto apprezzati e che prendono una caterva di voti. Poi abbiamo sindaci invece che fanno squadra e che riescono invece a dare l'idea proprio del gioco di squadra e di gruppo, riescono a prendere voti, però naturalmente è una figura diversa. Io però vorrei anche sfatare questo pensiero. Non è che il sindaco si lamenta ed è un martire. Il sindaco è una persona che sicuramente lo fa per vocazione, perché è come il parroco, è come il medico, cioè una persona che si pone a servizio degli altri. Ma è altrettanto vero che io farò valere le istanze del mio territorio e lo farò con grinta, con passione, con voglia di fare, perché porto le istanze dei miei cittadini, che non sono lamentele. È che sono stanca, e l'abbiamo fatto in questi anni a livello di ANCI, di portare avanti delle battaglie per i nostri comuni, perché veniamo continuamente vessati dallo Stato che ci continua a tagliare soldi e che non ci permette di dare dei servizi, quando ad altri livelli, e continuiamo a dirlo, non si fanno gli stessi tagli, a partire dallo Stato. Quindi quello che noi continuiamo come sindaci non è a lamentarci, ma a dire che deve essere portata avanti una politica di equità e di giustizia tra le varie istituzioni, non sacrificando sempre il comparto degli enti locali, che in questi anni è stato quello più vessato in assoluto. Questo noi stiamo dicendo, non che ci lamentiamo. Beh, insomma, E Renzi che cosa Sì. dovrebbe provvedere in qualche modo? Così? ma, insomma, Allentare il patto di adesso stabilità in primis. Io ho una piccola storia che è cominciata quando ero molto giovane e io onestamente io capisco che c'è la necessità anche di valorizzare questa figura sul piano della rappresentanza, sul piano del ruolo, e credo che mai come in questa epoca è stato messo in luce, diciamo, no? Il ruolo del sindaco, il suo potere, perché parliamo anche di questioni molto concrete, no? Certo. Il sindaco del passato non aveva il potere che ha il sindaco di oggi, no? Allora c'è una necessità però di mettere alcune cose insieme. Allora, il sindaco di oggi è un sindaco che ha delle responsabilità maggiori rispetto a quello del passato perché la legge gliele ha date. Okay? Mai in passato si firmavano i conti consuntivi, per capirci. Delle cose però che riguardano il suo ruolo sul piano burocratico, non solo delle responsabilità, perché la norma che stabilisce che è responsabile della pubblica sicurezza nel suo territorio esiste da sempre, che è responsabile del problema sanitario e della salute cittadina da sempre. Quindi è l'investitura che si ha con l'elezione diretta che certamente mette in rilievo una maggiore anche, come si può dire, penetrazione del suo ruolo sulle cose che fa, le attività che svolge. Però dal punto di vista di quello che è il, come si può dire, il ruolo del sindaco in sé, non è che io ricordo dei grandissimi sindaci del passato che erano riferimento della comunità, che erano indiscussi sul piano, altro che andare a protestare nel suo ufficio, erano rispettati dai cittadini per la grande autorevolezza che avevano. Allora non è questo che è messo in discussione oggi. Oggi c'è la necessità di un ruolo che è molto più pregnante perché la società ha più bisogni. La società ti chiede molte più cose e ti scarica delle responsabilità di cui tu ovviamente te ne fai carico. E allora l'alluvione, come tantissimi altri risvolti, no? In passato era il prefetto casomai che veniva messo in risalto su eventi di calamità naturali, piuttosto che il presidente della regione, ma certamente il sindaco era una figura un po' a latere. Oggi c'è maggiore anche presa in carico delle responsabilità e quindi in prima persona si svolge un ruolo. Però io non credo che stiamo vivendo una campagna sul piano, tra virgolette, della incombenza economica, in particolare finanziaria, diversa dal passato. Insomma, io ho fatto l'assessore negli anni '80. Assessore comunale? Sì, non avevo ai lavori pubblici tra l'altro, non avevo 5 centesimi a disposizione. E quando ho fatto il sindaco e il vice sindaco negli anni '90 e negli anni 2000,
C'erano risorse a bizzeffe. Ma sono stati infatti gli anni delle allora, risorse. Cosa è che noi abbiamo purtroppo memoria corta da questo punto di vista, ma è anche giusto che ciascuno di noi svolga una funzione di chiedere di più, di avere maggiori funzioni, via dicendo, perché è un percorso che si sta facendo. Ma Pier Antonio, noi chiediamo di sopravvivere, non chiediamo di più. Scusami Elisa, guarda, cioè facciamo le battaglie insieme in ANCI. Ma riprendo il discorso che faceva il sindaco prima sulla questione degli investimenti. Se tu hai deciso, tu, i tuoi predecessori, via dicendo, di spendere in alcuni settori e non spendere in altri, è chiaro che ti trovi in difficoltà di fronte ad alcuni problemi. Non so se mi spiego. Allora, quando io ho scelto da sindaco di investire sulla polizia locale, ho assunto 8 vigili, comuni più grandi del mio ne avevano 4, 3 vigili, non so se mi spiego. È chiaro che tutto questo è basato sulla tua responsabilità di fare le scelte. Io non condivido assolutamente che si è lasciati soli in senso assoluto, nel senso che cioè, è come uno la vive, come uno la incarna la figura e il ruolo. Perché è evidente già, la cosa più grande che mi è capitata è nel momento in cui sono stato minacciato di morte, di sentirmi non solo i miei amministratori vicini, ma la gente vicina. Allora dico, da questo punto di vista, bisogna certamente, insomma, la scuola è importante, sì. E io credo che la scuola non sia solo una preparazione dal punto di vista tecnico, per capirci, è una scuola che deve darti gli strumenti per affrontare quelle che sono le cose è questo che è importante. Più cocenti dal punto di vista dell'impatto nei confronti delle realtà che andiamo ad amministrare, e sono tutte una diversa dall'altra. Perché quando parliamo di Padova non c'è paragone con i comuni medio-piccoli, non esiste il paragone di un amministratore che svolge un ruolo dentro una grande città rispetto a quello della piccola città. Sì, abbiamo problemi che sono uguali, perché abbiamo il patto di stabilità, per le finanze, per le imposte, però dal punto di vista della gestione è un impatto completamente diverso. Allora è evidente che oggi noi siamo in difficoltà, Lisa, siamo in estrema difficoltà. Perché? Perché abbiamo delle risorse messe a parte e non le possiamo spendere, e questa è una cosa incomprensibile. Però, santo Dio, come la questione legata alla legge elettorale dei listini, via dicendo, cioè queste cose le hanno fatte i dirigenti politici, gli amministratori politici, i sindaci, cioè siamo noi gli attori di questo circo, se lo vogliamo chiamare così. Cioè, sì, è vero anche che in un grande comune, prendiamo la realtà, può essere Padova come un altro comune, tu puoi anche aumentare la tassazione. Padova è la città che ha le tasse l'IRPEF più alte in assoluto, che ha un IMU seconda casa altissima, ha dei dirigenti strapagati, arrivano a 200.000 euro. E tu non è che hai cittadini, difficilmente il cittadino può prendere, come magari può capitare la Venturini che gli tira la giacca e dice senti Elena, il comune di Stra, che ha cosa, 7.000 abitanti, martellato, il comune di Stra ha un dirigente. Cioè lei capisce che quando noi abbiamo regole... uno qua che ne segue, ma no, 25... ma non può avere un dirigente costa come 3 posizioni organizzative. Cioè noi abbiamo usufruito di regole che le abbiamo anche un po' tirate per la giacca. C'è un'altra cosa secondo me, abbiamo anche un rapporto anche con gli enti superiori. Perché anche qua non raccontiamoci le barzellette, no? Non sono mica tutti uguali i sindaci e non sono tutti uguali i comuni. Perché le risorse non sono semplicemente legate al fatto che noi siamo uno dei 143 comuni più virtuosi d'Italia. Il 12° posto in Italia, primi nel Veneto, d'accordo? Primi nel Veneto. Bene, allora, abbiamo, tra virgolette, molti soldi lì e non possiamo spendere che la cifra prevista dal patto di stabilità. Beh, detto questo, bene, se io vado a vedere quella che è la suddivisione fatta dalla Regione Veneto, tra i sindaci veneti, in base a, io non capisco perché sindaci, comuni portano a casa una barca di soldi per fare stupidaggini, cose totalmente inutili, no? E abbiamo sindaci che devono affannarsi a portare a casa 100 euro per fare cose strategiche. Qua diciamo che la politica è perversa, cioè perché se abbiamo la politica del colore, l'amico dell'amico, l'amico dell'amico dell'amico, questa è la perversione della politica anche a livello locale e intendo dire a livello provinciale e regionale, questa è la perversione, perché qua andiamo a vedere quello che è il rapporto
rapporto tra, che ne so, i colori, chiamiamoli così, no, dei comuni e il rapporto che c'è come introiti rispetto ai finanziamenti accordati da provincia, quando c'era la provincia e regione. Andiamo a vedere queste cose, andiamo a vedere quali sono i sindaci e i comuni che stanno a livello più alto, che colore hanno, e quelli che stanno a livello più basso, che colore hanno. Diciamocelo, cioè, dico, faccio un esempio e poi chiudo. Ma è possibile che in questa regione facciamo un decreto regionale dicendo daremo 200.000 euro a chi presenta un progetto per la viabilità in base al cronologico, e c'è un comune che presenta il progetto alle 001 della notte. Allo 00, io mi chiedo, io che sono un sindaco normale, che chiedo scusa, no, ero un vice sindaco normale, di quelli non informati prima, siccome durava 40 giorni questa possibilità di presentare, io l'ho presentato dopo 4 giorni, bene, dopo 4 giorni, non 40, 4, siamo arrivati al 394esimo posto, ma dico, come fa ad avere un sindaco che sia sano di mente, come fa ad avere un progetto che sia esecutivo, che stia nel cassetto, che stia pronto per essere all'uso quando serve? Vuol dire che siamo veramente, quella gli è arrivata la telefonata 6 mesi prima, 3 mesi prima, 2 mesi prima che stava partendo il decreto. Bisogna che la smettiamo con questa roba qua, questa è la sana politica, non è semplicemente a Roma, cioè la politica deve essere sana anche qui, anche a Curtarolo, a Casalserugo, a Padova, a Venezia, a Vicenza, a Verona e via dicendo, altrimenti parliamo sempre di aria fritta. Questo è il punto, perché io la denuncio con forza questa cosa qua. Abbiamo comuni che hanno rotonde che dove giri e diventi scemo non capisci per quale motivo c'è la rotonda, e comuni dove tu incontri, scusa, tu metti gli incroci con statali e non riesci a fare neanche a mettere per non ti arriva una lira. Per quale motivo? Perché non sei l'amico che sta sopra, questo è il meccanismo perverso di questo, e purtroppo qui i sindaci soffrono molto questo. Io non sono tantissimo lo soffrono questo, tantissimo non sono lo d'accordo soffrono su questo discorso, perché secondo me ogni sindaco ha delle priorità nel suo comune. Lei non può dire che questi sono intelligenti e questi non sono intelligenti. Scusi, per lei saranno intelligenti altre priorità, per quel sindaco dell'altro comune sarà prioritario. Non è questo il tema. Non è questo il tema. È un altro il mio ragionamento. È diverso. Che ancora gioca la politica un ruolo è uscito questo ragionamento. Allora io dico, quel discorso del 001 lo stanno facendo a Roma, l'abbiamo fatto, l'abbiamo visto. No, lo stanno facendo, l'abbiamo fatto? L'hanno già fatto a Roma. Allora diciamo e noi abbiamo protestato. Ma certo, ma è assurdo, io dico a Roma come Venezia. Perfetto, allora parliamo di Roma e parliamo di Venezia, parliamo di tutta la politica italiana che non funziona. Come fai a non entrare nel merito del progetto? Questo è buttare via i soldi pubblici. Quello che io voglio farle capire è che qua o si dice che il sistema Italia non funziona, ma no, la regione non funziona, punto. O la provincia non funziona. Io credo che sia giusto dire che si dovrebbe cambiare, perché, e sono ancora, e chiudo col discorso con cui ho aperto, sono ancora convinta che la parte portante, più importante del territorio siano sempre i comuni, e quindi dovrebbero essere i primi ad essere supportati. Su questo sono perfettamente d'accordo con lei. Torniamo su questo aspetto qua, pubblicità pochi secondi e poi siamo di nuovo con voi.